Mercoledì 25 marzo, giorno di reclusione numero 16, diario di bordo. Ho provato a farmi vento per poter volare via, evadere da queste 4 mura che da 2 settimane sono diventate tutto il mio mondo, che quasi mi schiacciano da tutti i lati, facendosi giorno dopo giorno sempre più vicine, come un trabocchetto in un film di Indiana Jones. Stufo, annoiato, ho provato a farmi vento. Ho provato a farmi vento per uscire dalla finestra, per vedere la città dall'alto, per viaggiare lontano, sfiorando i tetti dei palazzi, facendo slalom tra le antenne e i comignoli, bussando alle finestre delle case in quarantena. Ho provato a farmi vento e ho visto. Ho visto la gioia di una madre che finalmente può dedicare al figlio quel tempo che tanto bramava nel vecchio mondo, ma che le veniva rubato dalle circostanze. Ho visto coppie vivere per la prima volta il loro amore in una simbiosi impensabile prima della quarantena. E ne ho viste altre ruzzolare in un concatenarsi di rancori e incomprensioni, quando il bisticcio diventa lite e le scaramucce battaglie campali. Ho visto gente alle finestre cantare la speranza in un mondo nuovo, intonando canzoni scritte in quello vecchio. Ho provato a farmi vento e ho visto il cielo blu, di quel blu che c'è dentro nei ghiacciai, libero dallo smog e non più tagliato dalle scie chimiche. Ho visto l'aria limpida e l'orizzonte pulito fin dove arrivava lo sguardo. Ho visto l'acqua del porto tornare azzurra e il fiume tornare a ingrossarsi. Ho visto la natura libera dall'uomo e l'uomo prigioniero di se stesso. Ho provato a farmi vento e ho visto.